È troppo lontano a fare. La Getellina è una famiglia, ma io siamo noi fratelli e sorelle. La mia famiglia è sempre in Bologna, tutta la mia famiglia. E il capo del paese, il paese soprano, a Cardiccia, noi chiamiamo. Eravamo 8 ricche famiglie, a Picciuga era 5 giovani, 5 civili. A Piumaiolo era 11. Eravamo 90, meravigliosi, eravamo tutti arrivati insieme, tutti insieme. E dopo sono partito a Pigiù, mi sono maritato a Pigiù e sono sempre stato a Pigiù. Voglio raccontare un affare, questo a tempo per cuore perché è stato un affare a 16 anni. E all'epoca noi facciamo i cantonamenti per gli animali. Perché un animale non ci voleva mica andare sotto i castagni all'epoca. Sono stato solo quasi 40 giorni nell'arresto di Bologna. L'arresto di Bologna ci vuole 2 ore e mezzo per andare in campagna, le montagne. E c'è una casetta e portavo i porchi quella solo, una piccola, da sentire io mi acaro. Io mi fuggito così lo cattagno la casetta, sai, tutti trovi i giorni solo così in piena campagna. A parte i porchi perché non siamo sotto i castagni, sai. Il bianco, il grava, per i parenti e per i gentili. C'è chi si passa l'ora attuale, si sa, o peggio la droga. Le scuole, c'è chi si passa avanti, altri a manca, tutti questi giovani si arruinano perché non è troppo onesta. Noi dormiamo a 4 in un letto, 4 fratelli. Ora solo non mica una camera, si disputano, non sono mica contenti. Ora, hai capito? C'è che vuole lì. No, tutto è cambiato al 100%. I paesi sono tutti venduti, le case sono vendute nei paesi uno presso all'altro. Ho conosciuto questo paese che ho lavorato a Sa, che così ha trattato a manca. E ora tutte le case si vendono a vituperio. Sui vecchi c'è chi si passa ancora che sui vecchi. Poi dopo c'è l'invasione di tutte le nazioni che comprano, perché in Corsica non si può mica permettere di comprare tutto. E per questo che i paesi si chiudono. Molti anziani, i giovani, vendono un soldo, e voilà, ecco a fare. Qui qualcuno consiglio, non stanno più a sentire, non stanno a sentire nulla, nel consiglio non ce ne può più dare, se ti rimballano, un cidello ti rimballa, mica di più, a sta fare non sanno mica di, un cidello merdoso che ti ricorda, che hai, non sei mica contento, ecco, non siamo, non posso mica di più.